dire. Scusate il mio italiano. Infatti scusate, Torrese! E vai, non spembra! Ma lo facciamo a 40 anni, non a 41 però. Voglio dire. La verità proprio sì. quando ero piccolo. Sì. L'abbiamo visto! Avevo un sogno. Quel sogno si è avverato. Dicono che i sogni aiutano a vivere. Io adesso vivo solo per quel sogno, che è la mia famiglia. Bellissimo. È una frase che ho scritto da poco sul diario di mia figlia e lo ripeto veramente. Grazie a mia moglie di quello che mi ha dato stasera. La amo sempre di più e la amerò sempre. È un grande! Voglio l'applauso forte. Comunque voglio dire una cosa. Grazie amici di essere qui, veramente col cuore. Grazie di essere qui. Però c'ho uno spizio da quando ero piccolino. Le va a fare, Vabbè, dai, allora a questo punto però ho bisogno. No, la moglie ha detto no, ma questo non è il mio marito, è troppo serio, non è possibile. Poi dopo invece si è accorta che era lui. Vabbè. Sono troppo assavisto da Allora la collaborazione di tutti, perché a questo punto gli cantiamo la canzoncina. Attenzione all'alito pesante. Allora, 1, 2, 3, tanti auguri! Alza la base, insieme! Tanti auguri a te! Giro, dammi un po' di volume al microfono per favore. Giusto un po'. Smettila di soffiare questo perché altrimenti veramente ti fai sotto. Vabbè, adesso facciamo il taglio, prendici il coltello, immortaliamo il momento del taglio della torta. La scelta dello zero, perché e facciamo un altro applauso, dai, per adesso vogliamo anche la sua famiglia. Dov'è la signora? Eccola qui. E anche i figli, sì. Ilaria.